Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano, siamo su NBA 2K14, seconda partita ragazzi. Siamo a Chicago, New York Knicks, Chicago Bulls, ragazzi dobbiamo assolutamente vincere dopo la prima sconfitta che mi sta abbastanza sui coglioni contro i Miami di LeBron. Però questa non è semplice, perché comunque contro Carmelo Anthony, Raymond Felton e Tyson Chandler è molto molto dura. Andiamo ragazzi. Serata di Halloween, ha perso anche New York la prima. Più uno Knicks entra il Commendone, ma porca miseria, non voglio perdere la prima in casa, Dai fioi, voglio un bel debutto in casa per il Commendone. Udrih. Oh, c'è Bargnani, Italia versus Italia, Bargnani! Ragazzi, ho tolto gli schemi, voglio andare a sensazione. Pensa a te cosa può inventarsi il Commendone adesso. Ma cosa volevo fare, cazzo? Cosa volevo fare? Che errore. Doris Burke has some information for us. Doris? Mike Woodson had a few moments to share with me. He told me that he's looking forward to this matchup. Their first look at this. Bellissimo, si riscatta subito il Commendone con un tiro meraviglioso. Bravo Kume. Bravo Kume, buon inizio con un canestro veramente bello. Bargnani da solo. Bravo Gioacchino. Vai Boozer, ma niente, non posso fare io là. Ma tira cazzo, sei alto 150 metri, vai in curato a mare. Dai, provate ad andare in vantaggio. Buono, bravo Gioacchino. Carmelo Anthony's checked in for the Knicks. È entrato anche Rose, ragazzi. Non possiamo però, dai, i rimbalzi offensivi sono vergognosi per me. Niente, il triplone non arrivano purtroppo. Da solo Anthony. Ma fa affari in culo, vaffanculo pesoide. Dai. Piede? Siamo già al secondo quarto. Un primo quarto è iniziato bene, ma poi un po' a fanculo. Vai. Vai Deng. Dai, ma sono qua. Ma va a cagare. Vai Mohamed. Dai qualcuno in mezzo. Buono, buono cazzo, buono. Dai come. Deve salire in cattedra l'italianissimo veneziano. Un gondolario in NBA ragazzi, un gondolario in NBA. World Peace. Ma va a cagare, va quel 3 euro supplementare, culattone di un Bargnani di merda. E non perdere la palla, non perdere il cazzo, va a cagare. Va. Mamma che rischio. Vai Noah, mettimela! Non puoi sbagliare, sì, però non possono i campioni sbagliarmi queste, cioè, io sono una merda, ma loro non possono sbagliarle, dai. Dai che andiamo a perdere la seconda partita. Inizio veramente difficile.
And back to the Bulls at the United Center that Clark was just mentioning, 24-17 here in this building a year ago. And even though, Steve, they didn't have a lot of high flying. No, ma che rischio qua, passaggio troppo rischioso. Well, they defend, and that's the main thing. Vai Deng, vai Deng, vai Deng, fa qualcosa. Niente, sbagliata anche questa. Vai contropiede, vai contropiede. Fallo! E vai Lunetta con il tiro libero supplementare. Attenzione, e il controller è andato. Attenzione, anche il controller si è esaltato. No, fioi, quale batterie sono andate? Buono. Che nel basket veramente qualsiasi vantaggio è recuperabile. Dai Bargnani, dai Bargnani del cazzo, sono io il vero italiano. Non metterla. E ancora, oh, meno male, finalmente, mamma mia. Oh. Non perderla. Come off the bench and score 30 or more in 3 straight games, Kevin. He's simply a bucket maker. Vai cazzo, vai cazzo, vai cazzo. Girata e sbagliata. Chiaramente, mi sembra giusto. Also Hardaway. Team that night, Kevin, and they just didn't have the manpower defensively to shut them down. You know, guys, I expected a little more fight out of them than what they showed us. They never strung together any stops like. Vai Mohammedino, vai Mohammedino. Niente da fare, dai. Bello, bellissimo questo, bravo vecchio. Defender a little hesitant to offer resistance as he bursts to the hoop. They really want to find that igniter here. Yeah, that's right. Kevin, the offense has basically been running in place. They got to get going. Occhio a Stoudemire. Stoudemire dishes to Carmelo. Anthony Carmelone. Occhio a Carmelone. E ciao. Bravi ragazzi, bravi. Dai, con la calma si ottiene qualsiasi risultato. Ecco, con la calma di merda, palla persa, va a cagare, va. Troppa fretta in culo, cioè. Comunque ragazzi, PES però diventa un mito, perché mi avete chiesto in tantissimi quando ci saranno le patch. Purtroppo non ci sono ancora, quindi non posso fare il gioco con le patch, senza patch, con le squadre di merda. Bellissimo! Ah! Momento di tiro sbagliato, vabbè, a cagare, stronzo. E loro la mettono. E si guadagna il fallo, bravo. Ragazzi, ci siamo, scusate, ho cambiato le batterie. Boh, ecco, ho sbagliato anche il tiro libero, Dio madosca. Vinciamo di 2, ma si soffre. Subito Rose 10 punti, tanto per gradire. Oh, eccola qua, Chicago. Dai, vinciamo di 6. Mr. Moves in at shooting guard. Gibson and Boozer in the middle. Then there's Derrick Rose. So that's the 5 in the game. Vai Snell. Vai Fioi, dai. He has 5. 6 on the shot clock. The Bulls need. Vai Rose. Tiro di merda però, cazzo. But they'll get another chance. Dai Boozer. Passes to Mr. Moves. The kick out to Rose. Vai Rose. Rose off the pick from Boozer. Inventaci qualcosa Rose. To Mr. Moves. Ma la passa il veneziano che ha uno skill di merda.
Mamma che rischio. Bravo Rose. Gibson, ok. Ok. Boy, where was the box out? Too easy on that second chance opportunity. Yeah, no box out is what happened there. Those kind of mistakes on the glass will kill a team. Certo che per crescere in sto gioco, ragazzi, se avete qualche consiglio per crescere prima con i parametri, perché ho visto, cioè, fai veramente poca esperienza a partita. Io capisco che sono tante le partite, però ragazzi sono anche tanti parametri da migliorare. È molto più difficile rispetto al calcio, ragazzi, tanto più difficile. E il veneziano ne mette a referto altri 2. Come punti ci siamo, dai. Gli assist pochi oggi, non capisco il perché, ma pochi assist. Occhio. Marchiamolo. Ecco, anche te però comenda. Ancora stoppata, ragazzi. Madonna, avete stoppato, c'è la terza in carriera, Vai, mettimela Snell. Ma perché deve tirare Snell però? Cioè, non lo so. Nella prima gara a Chicago la voglio vincere, cazzo. Guarda che roba, Sì, però dormiamo, ragazzi. Dormiamo, cioè, dormiamo proprio. Vai, la stella Rose. Vai Gioacchino. E Gioacchino la sbaglia. Niente, la vara. Mi sto girando i coglioni però, Qua mi ha fatto fuori bene, bravo. Ragioniamo, ragazzi, ragioniamos. Vai Rose. Bravo Rose, la mette in maniera strepitosa. 12 punti a referto per Rose. Poi come cazzo posso fare a difendere? No, non lo so. Vai. E perdo punti io perché attacco a canestro. Va a cagare. Dai Rose, dai, qua deve fare tutto Rose, poveretto. Fallo in allungo. Panchina, quarto. Solo un punto, cazzo. L'ho persa, Dio santo, no. Non perdere ste palle, però come. Che brutta palla persa, ragazzi, che brutta palla persa. No. Manco mal che culo. Vai Buse, ma cazzo, una schiacciata! Dio madonna! Triplone del veneziano. Solo rete! Triplone incredibile. Triplone pesante, ragazzi. Triplone pesante ancora. Basta con sti alley-oop, però svegliamoci in difesa. Dobbiamo svegliarci in difesa. No, che cazzo. Meglio di questi rimbalzi offensivi, no, non li sopporto più. Dai Fioi, dai. Finalmente è arrivata anche la prima tripla. Vai Noah, vai. Fallo in allungo, dai. Va bene. Oggi parecchi punti, ma purtroppo pochi assist e non mi va. Madonna, però ragazzi, il veneziano
in fase offensiva sta veramente realizzando 63% dal campo, ragazzi. Veramente un comandone spettacolare. No, triplone no. Bravo. Vai contropiede. E ancora! E va in lunetta per il tiro libero supplementare. A livello All-Star, ragazzi. Che veneziano oggi. Che veneziano alla prima a Chicago. Vediamo se riusciamo a mettere il tiro libero. Il tiro libero no, però per il tiro libero sono proprio una pippa, Sono come Shaquille O'Neal che nel tiro libero è una merda. 14 punti però, ragazzi. 14 punti alla seconda in NBA, ragazzi. Non so cosa dire, però dobbiamo vincere questa, se no non contano niente sti punti. Il Kume è bello gasato. Ha la mano calda il Kume. E attenzione, arriva anche l'assist. Non vedo l'ora di fare la prima doppia doppia, anche se il sogno è la tripla doppia. Però siamo molto lontani, dobbiamo fare 8 assist ancora. In 1 minuto e 56, la vedo molto dura. La partita spettacolare del talentissimo veneziano. Dopo tutti i campionati vinti alla Reyer e l'Eurolega. Stanno arrivando soddisfazioni anche dall'NBA, dalla National Basketball Association. Dai che sbagliano, dai che sbagliano. Grandi. Stiamo calmi. Dai che può arrivare la prima vittoria. Vai Carletto, vai Carletto. No, ma questo però è un bug. Io non lo capisco sti bug. Fallo, ma non li capisco il perché. Mi va addosso e perde palla. Devo mirare sulle palle perse però, Primo sbagliato, meno male. Secondo è andato. Palla persa, però non l'ho ben capita onestamente. Cioè, è che dei parametri anche di passaggio veramente scarsi. Bravo. No, dai, cerchiamo di fare questo punticino che è fondamentale. E Chicago c'è, ragazzi. Chicago sopra c'è. No, che palle però sti falli in allungo, cazzo. Secondo personale. C'è Felton. Anche secondo il libero va. 5 punti di vantaggio in 1 minuto. Dobbiamo gestire adesso, Bisogna gestire, vai Kume. No! Era perfetto! No, però questo non mi va. Il passaggio era perfetto, cazzo. Ma dai, no, questa è una stronzata. Questa è una stronzata. Adesso rischiamo. Oddio mio. Basta, in 30 secondi ho fatto 1000 cazzate. Non ci credo, non ci credo. Mi sono esaltato troppo. Adesso rischiamo tanto. There's 21 seconds left to play here in the fourth. Shot clock at 6. Ti prego, mettila. Sì! Che sofferenza, che sofferenza, che sofferenza, che sofferenza, che sofferenza. Stiamo attenti, ragazzi, 9 secondi. Portiamola a casa, no, il triplone. Ma no. Che culo di merda che hanno però, cazzo. Fallo per vai. Mettiamone uno. No, che lo sto sbagliando. No, no, no. 2-0 su 2. Sì, cazzo. Vaffanculo. Che sofferenza di un punto. Andiamo a vincere.
Bravi. Mamma mia, alla fine ha fatto però cagate nelle palle perse. Devo migliorare tanto su quelle, purtroppo. Però ha fatto una buona prestazione. 15 minuti, 14 punti, 2 assist e una stoppata. Bravo Kuma. Congratulations on the win tonight. It was definitely a nail biter. How are you feeling after a close game like that? Per la vittoria è stato proprio emozionante. Dopo una combattuta con questa molta sicurezza. Ok. Perfetto. Questo ci dà molta sicurezza. Salvataggio. Allora. Era la partita Bulls-Knicks, è stato bellissimo. Congratulazioni di Kumenda, non so come avete tirato l'interruttore e tornato in forma, è il momento giusto, grande spettacolo nel finale. Kumenda ha giganteggiato, e qua un giocatore, Williams, so che sei convinto di saper segnare, ma nella prossima partita puoi scordartelo, fisso il limite a 10 punti, dai, prova a raggiungerlo, preparati a fallire. Ok ragazzi, 30.000 fans, tifoseria locale 51, affettamento compagni 53. Molto bene ragazzi, prossima partita contro i Philadelphia 76er. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.